Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Il salotto di Mao. Davide Tosello e la sua band con Herve al cajon e Francesco qui alla chitarra, che adesso ciao Davide, intanto benvenuto. Grazie. Mentre i tuoi compari adesso poi ti do anche il microfono, Francesco, tu si apparecchiano, come giustamente si dice in termine tecnico. Io mi prendo un attimo perché stasera vorrei farvi suonare un po' di più, però due cose te le voglio chiedere. Sì. Allora, intanto ci siamo già visti un po' di tempo fa, perché eri già venuto al salotto con cos'era il tuo penultimo lavoro? Sì, esatto, era il 2019. Era il 2019, sì. era il 2019. Ne avevi Piazza già Vittorio. in Piazza Vittorio. E avevi in realtà esordito col tuo primo lavoro, cos'era, nel 2014, se non sbaglio, no? Sì, esatto. Io nasco come cantautore, in realtà cantavo già prima, poi nel 2014 ho iniziato questa esperienza cantautorale e che mi ha portato a registrare appunto il primo album, che ha come titolo Silenziosamente, e poi a seguire poi tutti gli altri lavori E cose. Adesso stai lavorando in realtà a insomma, ad altri brani, e stai lavorando anche con un professionista, perché stai lavorando con Flavio Ferri, che salutiamo. Salutiamo, esatto, adesso il prossimo anno, fine gennaio, inizierò la lavorazione del nuovo album, che è il quinto album cronologicamente, e con Flavio Ferri, che è il fondatore nonché leader dei Delta V. Delta V, poi hai fatto anche tanti altri progetti. Esatto, diciamo questo è tra i più importanti. Sta lavorando con Tricky dei Massive Attack, ha lavorato con la Vanoni, insomma ha fatto tutta una serie di progetti musicali paralleli, oltre al discorso appunto Delta V, e ha accettato appunto di produrmi, di fare proprio da direttore artistico e da produttore per quello che è il mio lavoro. E ci farei sentire un po', come dire, alcuni brani della tua produzione. Esatto. Cominciamo con qualcosa dell'ultimo disco, che è stato il singolo che diciamo è uscito in anteprima, che si chiama Dove le strade hanno un nome.
Grazie. Gli amori estivi. Siamo della stessa materia dei sogni, abbiamo mille parole, grandi progetti, il cielo inclinato e brama orizzonti, ogni cosa che brilla di colpo svanisce, i piedi staccabili sopra le strade ci guidano verso residui di stelle e ci hanno sostenuto su con le mani per imparare a camminare da soli. Siamo lampo fugaci di eterna evasione, un forte bagliore che colora il cielo, perché qualcun altro ci abita al cuore. È un messaggio in bottiglia, un bacio inatteso, i piedi staccabili sopra le strade ci guidano verso residui di stelle che ci hanno sostenuto su con le mani per imparare a camminare da soli. Il respiro che soffia sul fuoco del vento, nell'aria che domina il nostro universo. La terra è fertile, fiore i suoi frutti, che accoglie in estate sono gli amori estivi. Grazie. Allora senti, adesso ascoltiamo un altro brano sempre da questo Sempre ultimo esatto, tratto dal album. Suono del secolo, che si chiama Clio, che è una musa dell'antica Grecia. Una musa dell'antica Grecia, Yes. signore e signori, questo è Davide Tusello qua al salotto. Grazie. Tu si riflette e piange dietro lo specchio mentre si accorge della sua fragilità, scorge sul volto violenti segni del tempo, delle follie, delle sue tristi verità. Non c'è direzione o distanza che possa percorrere nell'illusione che un giorno potesse succedere.
succedere. L'importanza di un fugace bacio, la sua distrazione per ingannare il tempo, la sua debolezza e quel senso di eterna sconfitta. L'importanza di un fugace sguardo, la sua distrazione per ingannare il giorno, la sua resilienza e quel senso di eterna bellezza. L'importanza di un fugace bacio, la sua debolezza per ingannare il giorno, la sua debolezza e quel senso di eterna bellezza. Thank you. Mi ero dimenticato di dire che questa canzone è stata, sono molto contento di dirlo, è stata selezionata a rappresentare la Valle d'Aosta in tutto il mondo su un ciclo di 70 radio che si chiama Indie Radio, che è una radio praticamente indipendente, quindi sono contento di condividerlo con voi. Grazie. Hai fatto bene a ricordarlo, hai fatto bene a ricordarlo. Allora, senti, direi che abbiamo forse ancora una decina di minuti, se li sfruttiamo riusciamo ancora a sentire magari 2 pezzi, e il prossimo invece riguarda un album precedente che era uscito prima nel 2014. Sì, esatto, primo disco, Silenziosamente, e questa è una canzone che io amo tantissimo, che faccio sempre, che si chiama L'ultimo bacio dell'alba. Allora, L'ultimo bacio dell'alba, e per questa canzone Lascio l'ukulele e prendo la chitarra. E arriviamo alla chitarra acustica che controlliamo subito. Trascorreva le notti a vegliare il suo sogno come un astro cade. Rifletteva in cose di sempre, una borsa di stoffa intrecciata e i battiti delle sue lunghe ciglia riflettevano il vetro, l'eleganza di un fiore. Era l'estate, un riflesso suonava sul viso come un'ultima nota perfetta, come un ultimo bacio dell'alba. Dalla stanza dell'ultimo piano, con aria condizionata, un velato profumo di caffè saturava l'ambiente. I rintocchi dell'orologio sulla parete scandivano gli ultimi sguardi sul mondo e dintorni. Era d'estate, un riflesso suonava sul viso come un'ultima nota perfetta, come un'ultima
lo faceva, stropicciò gli occhi al cielo, sto fermando il pensiero, ancora un pensiero, un solo mistero. Era d'estate, un riflesso suonava sul viso, come un'ultima nota perfetta, come un ultimo bacio nell'alba, Grazie. Allora Davide, grazie mille e siamo alla, Grazie a diciamo, te. alla fine di questo appuntamento e abbiamo ascoltato, diciamo, un po' di brani del tuo repertorio. L'ultima canzone forse è ancora di un altro album, vero? Sì, esatto, del penultimo in 5 secondi, ed è il title track che si chiama proprio in 5 secondi. Allora, in 5 secondi con questa, diciamo, la usiamo da sigla e con questa, come dire, ti facciamo anche un grosso in bocca al lupo per, Crepi, insomma, sì. per il prossimo Grazie lavoro. mille. Grazie a voi. Allora, signore e signori, qui al salotto Davide Tosello, questa è in 5 secondi. Grazie. strade da vivere, o forse vissute, vite stravolte, visioni in movimento, nel buio fallo di attimi, vivere al limite della paura, essere il punto d'equilibrio, o il cielo dopo il diluvio. Scriveremo sui muri la nostra passione, saremo macchine volanti in cieli pesanti, devastanti, impetuosi come un'alluvione, salveremo col tempo i fiori migliori. Precipitando, trattenendo anche il fiato, i fiori ormai crescono,
devastanti, impetuosi come un'alluvione. Salveremo col tempo i fiori migliori e ogni figlio possa riabbracciare il padre mentre rivede il sole ingannare il buio. Negli occhi nuvole grandi colme di pioggia, tenendo stretto un sogno dentro un pugno. Grazie mille a tutti. Corto, corto. Grazie, Corto, grazie corto. ancora a Davide Corto, Tosello. corto. Corto, corto. Corto, corto. Il salotto di Mao.